Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video che, diciamocela tutta, non pensavo di fare. Non è che non volevo fare, cioè anche, ma non pensavo di fare, perché arrivati a questo punto della stagione esonerare Mazzarri credo sia la cosa più illogica da fare. Ma andiamo con ordine. L'abbiamo sentito tutti, lo avrete sentito tutti, Mazzarri è stato esonerato. Presumibilmente al suo posto si siederà Mister Agostini, che diventerà allenatore della prima squadra salendo dalla primavera. Perché è una cosa illogica? Perché ammesso e non concesso che il Cagliari riuscirà a salvarsi, non cambia nulla chi siede su quella panchina. Non cambia nulla. Io ho visto dappertutto, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dappertutto, dei commenti in cui molte persone volevano la testa di Mazzarri. E mi sono sempre chiesto perché. Se dopo 8 anni continuiamo a vedere gli stessi errori, ma gli allenatori sono completamente diversi, perché deve essere sempre e soltanto l'allenatore a pagare? Penso che a questo punto sia palese come la colpa non possa essere soltanto del mister. Penso che questo sia lampante e con questo non voglio dare giustificazioni a Mazzarri, sia chiaro. Anche lui ha la sua parte di colpe, ma è una fetta immensamente inferiore a livello di dimensioni rispetto a quelle di altre parti, in particolar modo la dirigenza, ma nettamente inferiore, di gran lunga. Anche perché, ricordiamocelo, Mazzarri è vero ha avuto il calciomercato invernale per poter, tra virgolette, plasmare la squadra a suo piacimento, ma nel calciomercato invernale non puoi fare chissà quali operazioni. Ed è proprio per questo che viene chiamato calciomercato di riparazione, perché si vanno a limare quelle piccole defaillance che si sono notate durante l'arco della stagione. Si va a prendere un giocatore che può sostituire un altro perché è stato infortunato, oppure si va a prendere un giocatore di caratura inferiore a uno che sia in rosa, ma con prestazioni più costanti perché quell'altro non ha convinto. È questo il senso che ha il mercato di riparazione. E qualche acquisto buono secondo me c'è stato. Ma no, Mazzarri più di questo non poteva fare. Non poteva fare. Sono d'accordo quando mi si dice che a livello di mentalità questo mister abbia dei grossi limiti, delle grosse lacune. Penso che sia evidente a tutti. Basta sentire una qualsiasi conferenza stampa. No, conferenza stampa, una qualsiasi dichiarazione post partita di Mazzarri che gli si sente dire soltanto scuse su scuse, ma abbiamo avuto sfiga, ma gli errori arbitrali, ma abbiamo preso due traverse, ma meritavamo noi, quando la maggior parte delle volte in realtà non è così. Però per questa situazione attuale sta pagando lui, così come pagò qualche stagione fa il direttore sportivo, che all'epoca era coso, quello che veniva dal Sassuolo, Rossi, e venne preso Carli, e pagò anche l'allenatore in quel caso, perché venne esonerato Rastelli e venne preso Diego Lopez. Ma senza andare troppo lontano, vi faccio vedere questa cosa. Nella stagione della retrocessione, il Cagliari
ebbe 4 allenatori. Noi quest'anno ne abbiamo avuti 3. Semplici, Mazzarri e adesso Agostini. O chi per lui. Questo discorso è indifferente, cioè potrebbe venire qualsiasi altro allenatore. Farei lo stesso identico discorso, anzi poi aggiungerò delle cose su Agostini. Possiamo vedere che l'esonero, anzi in questo caso furono le dimissioni di Zeman, avvennero all'incirca nello stesso periodo più o meno di quelle di Mazzarri, dell'esonero di Mazzarri. In questo caso il 21 aprile il tecnico boemo rassegna le dimissioni e la società affida la squadra a Gianluca Festa. Trovare delle analogie è facile, stiamo parlando nel caso di Festa e di Agostini di 2 giocatori ex Cagliari. I risultati di quel cambio di allenatore penso che non debba essere io a dirveli, no? Non cambiò assolutamente nulla. Perché quando una stagione è intavolata verso quella direzione, tu quella direzione l'hai già presa. E qui molti fanno lo sbaglio di pensare che la stagione del Cagliari si può leggermente risollevare anche rimanendo in Serie A con una salvezza, quando in realtà non è così. La salvezza gioverebbe soltanto alle casse del Cagliari. Sarebbe una salvezza meramente economica, perché di fatto rimanere in Serie A al Cagliari non porta nessun tipo di guadagno, perché in 8 anni abbiamo imparato a capire quale sarà la gestione della squadra. E quindi, come i migliori Nostradamus, noi già da adesso sapremo, anzi sappiamo, quale sarà la stagione del prossimo anno del Cagliari, qualora rimanesse in Serie A. Poi aggiungo questa piccola cosa riguardo a appunto Agostini, perché pare che sarà lui il nuovo mister del Cagliari. Io credo che sia veramente assurdo andare a togliere l'allenatore della primavera dopo che la squadra riesce a qualificarsi per i playoff scudetto. Veramente assurdo. Perché, per carità, la prima squadra ha la priorità, su questo non ci piove. Ma andare a togliere un elemento importante e trainante di quella squadra in un momento così delicato, secondo me non è il massimo. Intanto qui l'Atalanta ha appena pareggiato con Pasalic contro la Salernitana. Almeno una leggera buona notizia, anche se cambia poco anche in questo caso. E appunto andare a togliere Agostini in questo momento delicato, secondo me è un grave danno per la primavera, perché stiamo facendo capire come il Cagliari effettivamente al settore giovanile non ci dedica così tanto tempo. Le varie foto di Rito fatte a Vinciguerra per il suo primo contratto da professionista, tra l'altro un 2005, quindi veramente tanta roba. Quelle che abbiamo visto fino a poco tempo fa dei giovani che ricevono il primo contratto da professionista, incominciano a essere soltanto specchio per l'allodole. Fuffa, sostanzialmente fuffa. E mi dispiace di questa cosa. Mi dispiace, perché abbiamo un settore giovanile della Madonna. Potremmo fare veramente un salto di qualità enorme puntando sui giovani e puntando su un progetto giovani di qualità. Guardate per esempio il caso più eclatante, la Roma, cioè più eclatante, uno dei casi secondo me eclatanti, anche perché i migliori settori giovanili non è per cattiveria stanno nel nord centro Italia e Cagliari, perché dal sud Italia in poi deficitano un po'. La Roma è eclatante come caso perché da non so quanti anni, adesso ve lo dico con precisione. Ok, sono andato a controllare, per giustezza ve lo faccio anche vedere, che Alberto De Rossi è allenatore della primavera della Roma dal 2004.
sono 2004, 18 anni. Sono 18 anni che la Roma ha lo stesso allenatore della squadra primavera. E dalla Roma non è che sono usciti delle pippe. Florenzi, Luca Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, Zalewski, Afenaghian, ne sono usciti tanti da quel settore giovanile, scusate, perché hanno un'andatura costante, hanno un perno centrale su cui far girare tutta la catena di giovani che poi in un modo o nell'altro si ha quasi la certezza che esordiranno perlomeno in prima squadra. Riccardi, ragazzi, Riccardi o Ricciardi, adesso non ricordo bene il cognome, ma più o meno avete capito, quel giovane che ha fatto anche il prestito a Pescara, è della mia stessa zona, è del mio stesso quartiere e ha esordito con la Roma. Bove, Ciervo, ce ne sono una quantità industriali questi giocatori. Antonucci, che adesso è impelagato in una serie di prestiti da squadre minori, ma anche lui è esordito con la Roma. Giusto per farvi capire l'importanza di avere un settore giovanile concreto. Concludo il video ovviamente facendovi capire che non sono assolutamente d'accordo con l'esonero di Mazzarri, ma ci tengo a fare una specificazione perché ho visto che alcuni riportano come notizia il fatto che Mazzarri abbia ricevuto nel momento dell'esonero anche un'estensione di contratto. Io vi faccio vedere il sito ufficiale del Cagliari Calcio con la notizia di quando Mazzarri è stato preso. Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri, che ha firmato un contratto con il club sino al 30 giugno 2024. Quindi già originariamente il contratto di Mazzarri era fino al 2024. Quindi le opzioni non sono tantissime. O c'è stato un errore di battitura su questa presunta clausola, quindi non è fino al 2024 ma qualche anno successivo, o questa clausola non esiste, e secondo me è la cosa più probabile, o il senso di questa clausola è un altro, non ha nulla a che vedere con un rinnovo eventuale in caso di esonero. Queste secondo me sono le opzioni, però non è stato fatto nessun prolungamento o nessun rinnovo di contratto. Era già in essere fino al 2024. Bastava cercare questa cosa, molto molto semplice. Io detto questo ragazzi vi saluto, vi mando un bacione, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!